Nel corso dell'intervista di ieri il presidente della regione Schifani si è soffermato incalzato dai giornalisti su tematiche importanti. Il riscontro di Agrigento, capitale della cultura, la regione farà la sua parte sulla viabilità, sul futuro aeroporto di cui si sta discutendo recentemente. Già ho cominciato a prendere in mano il dossier della Palermo Agrigento, mi sono già confrontato con l'amministratore delegato nazionale dell'ANAS e a breve mi sottoporrà alcune soluzioni. Quello che ho chiesto all'amministratore delegato dell'ANAS è di completare i lavori entro il dicembre del 2024. Su questo vigileremo, collaboreremo, ma faremo sentire la nostra voce se saremo costretti, come l'abbiamo fatto per il calovoli, come lo stiamo facendo per il fotovoltaico. Confido anche nell'aiuto del ministro Salvini, che dimostra di essere un ministro delle infrastrutture molto vicino alla nostra terra. Il ponte sullo Stretto? Per il ponte sullo Stretto si fa, la prossima settimana sarò a Roma insieme al Presidente della Regione Calabria, invitati dal ministro Salvini, perché presenteremo il progetto alla Commissione europea. Sarà un importante evento che si terrà al Ministero dei Trasporti mercoledì 19 e si va avanti sull'aggiornamento del progetto, sul reperimento delle fonti di finanziamento che saranno sicuramente europee. È evidente che sia Sicilia che Calabria faranno la loro parte nei limiti dei loro stanziamenti e non saremo spettatori. Si è rilanciata l'ipotesi aeroporto da Agrigento? Aeroporto sì, il tema degli aeroporti è un tema delicato che va affrontato nella loro completezza, perché non basta soltanto realizzare un aeroporto, occorre analizzare poi la sostenibilità di quell'area aeroportuale, quindi un nuovo aeroporto si deve accompagnare ad un progetto di certezza, di autonomia finanziaria che non debba basarsi solo su contributi.